In piena attività il concorso letterario, il premio dedicato al grande maestro Guttuso, ormai siamo alle battute finali, ricordiamo gli ultimi appuntamenti. In questi giorni c'è stato un gran fermento culturale e artistico nella provincia di Agrigento proprio per la 21ª edizione del premio Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta. Tante le iniziative, tanti momenti veramente belli, ma continua la nostra attività. Infatti stamattina siamo stati al liceo Martin Luther King per incontrare la poetessa Mammi El Mastri, con la quale parleremo di violenza, di amore, parleremo di donne, parleremo soprattutto della sofferenza, perché il premio Buttitta è questo, abbraccia tanti aspetti della cultura e della sicilianità. Nel pomeriggio avremo un concerto di musica classica a cura dell'Istituto Musicale dell'Empedocle di Agrigento. Questo perché noi vogliamo che vengano rappresentate tutti gli aspetti, diciamo, culturali, quindi musica, canto, ballo, teatro, cucina, perché tutto fa cultura e tutti i nostri giovani devono apprendere un po' di tutto di quello che è della nostra Sicilia. Domani sera avremo lo spettacolo teatrale e con orgoglio devo dire che il Centro Guttuso ha anche una compagnia teatrale formata dai soci del centro. L'uno completa l'altro, per dire che ognuno di noi può fare qualcosa per l'altro e l'altro qualcosa per noi. È uno spettacolo molto bello, nonno Arzillo cerca compagna, sembrerebbe qualcosa di leggero, ma lo è e non lo è, perché c'è il tema proprio dell'anziano, quindi un tema profondo, anche se ci darà anche un po' di sorriso. La serata conclusiva, giorno 7, avremo la premiazione del concorso letterario. Quest'anno devo dire sono arrivati tantissime poesie, tantissimi elaborati, più di 420, tutti di un certo livello. Anche i libri veramente sono stati bellissimi e sono stati selezionati tantissimi libri. E devo dire che hanno partecipato scrittori che fanno parte della letteratura siciliana moderna, per dire nomi. Ecco, ci saranno i premi speciali e quest'anno andranno sempre a persone che fanno grande la nostra Sicilia e come sempre concluderemo con la degustazione a cura delle scuole di Favara, per dire a tutti, noi, la scuola, la società civile, tutti assieme, per dire che la Sicilia è grande, per dire ai nostri ragazzi siate orgogliosi di essere siciliani, non dimenticate la vostra identità.